spopolamento della città e meno nascite, un binomio, quello veneziano, che traccia un orizzonte sempre più preoccupante, ma soprattutto sempre meno affollato. Una vera e propria era, quella della crisi demografica, che racconta di un paese, quello italiano, a saldo naturale negativo da oltre 30 anni. Dal 1993, infatti, muoiono sistematicamente più persone di quante ne nascono. La crisi demografica è un problema che riguarda tutti i paesi occidentali, ma tutti i paesi sviluppati, diciamo, a livello mondiale, e noi purtroppo siamo dentro questa situazione. Una tendenza questa che però non frena l'economia, almeno quella del territorio veneto. L'economia veneta tuttavia è molto vivace, molto forte, soprattutto c'è l'export e il turismo che vanno fortissimi, per cui in qualche maniera abbiamo comunque, nonostante e anche a causa della crisi demografica, una difficoltà a trovare lavoro, cioè noi saremo disposti a assumere molte più persone di quelle che ci sono. Basta girare per le città, per le zone industriali, non c'è un negozio, un'attività in cui non ci sia scritto cercasi personale. E se date la mano, il Veneto è la quarta regione in Italia con numero di residenti stranieri, l'immigrazione al momento non sembra essere una risposta alla crisi demografica veneta. L'immigrazione purtroppo, così come bisogna dire è stata gestita in Italia, non è stata una risposta sufficiente. E osserviamo anche, fra l'altro, che il Veneto sta diventando purtroppo meno attrattivo per gli immigrati. Gli immigrati preferiscono spostarsi in Lombardia e in Emilia-Romagna, tanto per stare qui nel nord, che sembra offrano maggiori opportunità di inserimento.